Ciao a tutti e ben ritrovati in questo spazio curato da ERT Teatro e Scuola, e chiamato Una stanza tutta per sé, una stanza che possiamo definire un luogo all'interno però di una comunità dove possiamo abbracciarci nei pensieri, nei corpi, uno spazio nostro per poter dipingere una nuova storia da raccontare. E questa storia nuova da raccontare oggi abbiamo il piacere di in qualche modo andare ad approfondirla con il nostro ospite Roberto Aldorasi. Ciao Roberto. Buongiorno Omar e buongiorno a Eh, tutti. Roberto che è regista dello spettacolo in Flagrante Delicto, del quale ci parlerà, ci dirà alcune cose. Innanzitutto, Roberto, volevamo sapere da te di cosa parla questo spettacolo, cosa ci racconta. Lo spettacolo è uno spettacolo sulla vicenda umana e artistica di Carlo Gesualdo, principe di Venosa, un musicista di fine Cinquecento, napoletano, e musicista la cui vita è stata segnata da una storia molto particolare. Carlo Gesualdo fu un artista non destinato a essere tale. Era figlio di una delle famiglie più importanti dell'aristocrazia meridionale di fine Cinquecento, il Gesualdo appunto, una famiglia che vantava cardinali e principi molto importanti, uno su tutti Carlo Borromeo, il cardinale quello di manzoniana memoria. Era secondogenito della sua famiglia e pertanto era destinato a una carriera ecclesiastica. Come spesso avveniva all'epoca, suo fratello maggiore si ammalò e morì, e toccò a lui essere l'erede di questa dinastia, e quindi dovette lasciare gli studi religiosi, era in seminario, fu richiamato a casa per dedicarsi, ecco, all'attività mondana, ma Carlo non prese di buon grado questo ritorno a casa, perché il suo destino, la sua passione più grande erano innanzitutto la musica e poi, diciamo, la speculazione filosofica e teologica, in questo caso. Le due cose andavano abbastanza a braccetto all'epoca soprattutto. E in questo spettacolo si dà, anzi, ha grande importanza il luogo e il tempo, perché ovviamente non può prescindere da quello che era l'ambiente sottostante al personaggio, per quello che poi si è sviluppato. Volevo sapere come ce lo raffiguri nello spettacolo, come emerge, con che forme e linguaggi hai pensato di plasmarlo. Guarda, lo spettacolo vede solo un attore in scena, Marcello Prajer, però noi ci divertiamo a definirlo una variazione sul tema del monologo e della narrazione. Lo definiamo un polilogo, perché l'attore da solo in scena è però in costante dialogo con dei diffusori che sono nascosti nella sala, diffusori che, oltre ad avere una funzione, diciamo, di trasmissione delle musiche che Alessandro Greco ha composto per lo spettacolo, entrano in dialogo con lui su un doppio livello tecnologico. Da una parte, diciamo, c'è una parte fatta in pre-produzione di personaggi della storia che si animano in voce, a cui lo stesso Marcello Prajer dà voce e con i quali entra dal vivo in dialogo, e poi invece una parte che è generata direttamente in live,
è una parte che ha a che fare con la dimensione acustica, sonora dello spettacolo. Al microfono di Marcello è collegato un dispositivo che genera dei live electronics e quindi che a seconda della recita in corso innesta un meccanismo di variazione informatica su queste tracce musicali composte prima, ma che sono fatte in modo da poter reagire, ecco, alla temperatura dello spettacolo, della recita in corso. È una temperatura che vedremo si fa calda, insomma, e densa. È uno spettacolo tecnologico, alla fine, dove la parola si fa musica e la musica in qualche modo si riverbera nella parola. Sì, tecnologico, ma non, non eccessivamente. È una tecnologia che io amo definire una tecnologia calda. Lo spettatore in sala non ha mai la percezione di essere al centro di un gioco di tecnologia molto avanzata. Su questo discorso di tecnologia calda, ecco, la spiegazione migliore sia assistendo allo spettacolo. Ecco, diciamo che senza questa premessa che è scritta nel foglio di sala, lo spettatore quasi non si accorge. Troviamo interessante però far sapere che tutto quello che avviene non è soltanto un ascolto preparato prima dello spettacolo, ma in realtà è qualcosa che si genera lì, in quel momento. Questo per quanto riguarda il profilo tecnologico dello spettacolo. Ho dimenticato il resto della domanda, Omar, scusami. No, dicevo che l'importanza della musica e della parola che Certo, insieme. certo, scusami, perdonami. Questo dispositivo, questa grammatica scenica, ma oltre che scenica acustica, nasce dalla volontà di restituire quello che erano un po' i codici compositivi del madrigale di fine Cinquecento. Il madrigale era una forma compositiva di musica polifonica e vocale, sostanzialmente, per quanto riguarda almeno le composizioni di Gesualdo. Era una composizione che partiva da un testo scritto e che sillaba per sillaba veniva messa in musica. E quindi dall'inizio ci siamo posti il problema di come provare a restituire questo effetto straniante, che poi gli ascoltatori, diciamo, non abituati a sentire questa musica, che sembra chiaramente venire dal passato. Noi adesso siamo abituati alla monodia accompagnata, che poi è la forma di musica che dal Seicento in poi, diciamo, ha tenuto banco nella composizione di musicale. Ma la polifonia ha un linguaggio completamente diverso, ecco. Volendola spiegare in termini a me è stata spiegata così, la trovo una spiegazione sempre molto convincente. Ci sono 3, 4, 5 linee vocali che scorrono in orizzontale nell'esecuzione e che, come in un cruciverba con le orizzontali e le verticali, ogni tanto vengono incrociate in dei centri tonali e costituiscono, diciamo, un momento in cui la musica, queste linee vocali trovano un accordo momentaneo per poi rompersi di nuovo e prendere ciascuno di nuovo la propria strada, per poi ritrovarsi e rimandare così in appuntamento il loro incontro. Sembrano quasi relazioni di persone che si Assolutamente. incontrano, si conoscono, poi si distanziano per ritrovarsi forse più avanti. Assolutamente, assolutamente. E nella musica di Gesualdo in particolare questo meccanismo di incontri e disincontri genera una tensione molto molto forte. Gesualdo è passato alla storia, almeno quella della musica, per essere un musicista che ha esplorato molto a fondo le possibilità compositive del madrigale della polifonia. È famoso per le sue grandissime tensioni musicali che automaticamente si trasformano in tensioni drammatiche. L'intenzione, diciamo, di Gesualdo in particolare era di tipo drammatico e quindi qualcosa che aveva molto a che fare, ecco, con i linguaggi del teatro. Era la pittura musicale, parlava di pittura musicale, di ogni singola sillaba. È un discorso che diciamo,
a noi teatranti suona in qualche modo, così come... Sì, è un Prego. insieme anche di forme d'arte, giusto? Si sposano perfettamente. Ma sì, assolutamente. Diciamo che lì la poesia detta, se mai esiste un altro tipo di poesia, ecco, dando per scontato che la poesia sulla pagina scritta sia poesia appieno, e la musica, credo che nella storia della produzione artistica non abbiano mai trovato un esempio così felice, così felice. Erano gli anni, tra l'altro, in cui stava per nasceva in Italia il melodramma, e quindi questo nuovo rapporto tra musica e scena. E diciamo che il madrigale, così spinto fino ai limiti delle sue possibilità compositive, in qualche modo ha contribuito a quella temperatura, a quella temperie nella quale poi, all'interno della quale poi è nato il melodramma, Sì, scavallando. siamo in epoche tumultuose comunque, sia Porca miseria. nelle variazioni poi di quelle che saranno definite a posteriori probabilmente le correnti, le varie correnti, ma anche dei personaggi che le frequentano. Non sono personaggi semplici, lineari, ma pieni di luce e ombre. Secolo, sono gli stessi anni, ecco, per tracciare un ponte, ecco, tra la musica di Gesualdo e l'ambiente culturale in cui era immerso. Sono gli stessi anni in cui Caravaggio dipinge le sue tele più famose. Tra l'altro ci piace pensare a volte che i due, non ne abbiamo notizia, che i due si siano anche incontrati, visto che negli stessi anni Caravaggio frequentava Napoli, dove ha lasciato alcune delle sue opere più belle, come le 7 opere di Misericordia, per esempio. Volevo sapere, Roberto, un personaggio del Cinquecento, insomma, che senso ha oggigiorno riprendere la sua memoria e riportarla in scena? Ma perché, come tutti, diciamo, i classici non invecchia, perdona come si dice, la frase fatta. In particolare la questione che mi appassiona tanto nella storia di Gesualdo, nella vicenda umana e artistica di Gesualdo da Venosa, e non appassiona soltanto me, perché così credo sia giusto ricordare che la sua vicenda umana e artistica è stata al centro di una ricchissima produzione, sia musicale che letteraria, giusto per citare qualche autore che si è misurato con Gesualdo, in musica, ad esempio da Stravinsky, che poi è stato diciamo, l'artefice della sua riscoperta in epoca moderna, per arrivare a esperimenti, diciamo, di musicisti più legati a una musica di comunicazione, pop. Franco Battiato è stato uno, per esempio, che gli ha dedicato un brano, ma anche Pino Daniele ha risuonato uno dei suoi madrigali nel suo album Medina, che è ascoltabile in YouTube, ecco, Hai disperata vita, ha riarrangiato. E anche da un punto di vista letterario, ecco, a parte, diciamo, artisti più vicini all'ambito musicale, ha pubblicato un bellissimo libro per Einaudi qualche anno fa, Roberto De Simone, ma il premio Campiello 2019, Andrea Tarabia, si chiamava Madrigale senza suono, un romanzo ispirato alla vicenda di Gesualdo. Di recente Francesco Niccolini, che è l'autore di In flagrante delicto, ha pubblicato per Mondadori, Manu e Michè, diciamo un libro che trovo molto bello e abbastanza rivoluzionario nei temi e nei toni, dedicato ai ragazzi. Ecco, giusto per fare faccio questa digressione per dire che non sono solo io a risentire del fascino di questa figura. E credo che voi abbiate riassunto benissimo nel titolo della conversazione, no? Quando parlavate di limiti fra umanità e passione, il nodo che credo continui a esercitare un grande fascino, il nodo di questa vicenda. C'è un rapporto strettissimo tra la vicenda umana di Gesualdo e la vicenda artistica. I due fili sono legati in maniera strettissima. Gesualdo ha avuto una vita densa di grandi sofferenze, a parte questo grande, a parte questo incidente di percorso che poi l'ha richiamato, diciamo, alla vita mondana, a essere principe.
La vita di Gesualdo è stata segnata altri eventi famosi che hanno poi decretato il suo successo, eh, il successo della sua storia. Gesualdo nel 1594 si rese protagonista di un fatto di cronaca all'epoca molto famoso. Assassinò sua moglie e il suo amante, trovati, ecco, in flagrante delicto e in flagrante peccato, come recitavano le formule dell'epoca. All'interno di questo efferato delitto, una cosa che molti degli artisti che si sono misurati con Gesualdo hanno messo in evidenza è come Gesualdo non voleva compiere questo omicidio. Gesualdo aveva sposato Maria d'Avalos in uno dei matrimoni dell'epoca, come si usava all'epoca, era un matrimonio combinato. Maria d'Avalos era famosa per la sua bellezza, di sicuro Gesualdo in qualche modo ne era anche innamorato, ma la sua prima reazione quando venne a sapere che sua moglie aveva una relazione con Fabrizio Carafa, un altro esponente di un'altra famiglia importantissima della nobiltà dell'Italia meridionale di quel tempo, non prese provvedimenti nell'immediato. Tutto lascia pensare che la cosa lo interessasse in maniera intermittente, lui assorto com'era nei suoi lavori di composizione. E a un certo punto, quando tutta la corte spagnola del vicereame di Napoli cominciò ad attendersi da lui il delitto d'onore, che era una forma chiaramente che adesso ci sembra qualcosa di assolutamente esecrabile, ma all'epoca era una cosa attesa da tutti, cominciò a chiederglielo a gran voce, non poté esimersi. E questo che all'inizio da lui era percepito solo come un obbligo di forma, in realtà fu un fatto di sangue compiuto con un'efferatezza che le cronache dell'epoca descrivono immensa. E questo per dire cosa? Che, ed è uno dei lati più scottanti, se vogliamo, della vicenda e poi anche dello spettacolo, l'impressione è che lui abbia la stessa enorme violenza che metteva nelle sue composizioni, perché sono composizioni violente. Adesso a noi magari sembrano un po' innocue e vetuste. L'idea è che lui abbia operato musicalmente nel compiere questo assassinio. È un fascino molto nero, mi rendo conto, quello di cui sto parlando. Però credo che sia anche uno dei motivi del grande fascino e che recano chiaro il rapporto fortemente passionale che lui aveva con tutto ciò con cui si misurava, la musica e ahimè anche la vita. Voilà. Volevo sapere da te, siccome quando ci si trova, almeno io, di fronte a certe persone, ma a certi artisti così importanti, per i quali provi attrazione, come dire, un senso di legame anche intellettuale, emotivo, però sai che alla fine sono persone abbastanza borderline, oppure che hanno superato questa linea di confine di ciò che è lecito e ciò che non è lecito, mi trovo in conflitto nel giudizio, assumo una certa distanza che prima non avevo e quindi sono un po' respinto spesso. Ecco, tu da artista hai provato questo sentimento verso questo personaggio che si è macchiato comunque di questi delitti, di queste violenze? Ma ovviamente sì, e è stato qualcosa con cui fare i conti dall'inizio. E ciononostante, alla fine credo che siamo stati pervasi tutti da un senso di forte pietà per questo artista. Lui ha pagato in vita e dopo la morte le colpe di cui si era macchiato. Ha vissuto, aveva avuto un figlio da questa relazione, dal matrimonio con Maria d'Avalos,
questo figlio gli fu tolto, e lui, uno dei suoi profili di massimo dolore è stato quello di non vedere più questo figlio, se non dopo 19 anni da questo brutto fatto di cronaca, dall'assassinio di Maria D'Avalos e di Fabrizio Carafa. E l'ha rincontrato soltanto un anno prima della morte del figlio, Emanuele Gesualdo. Purtroppo morì in un incidente di cavallo all'età di 19 anni, cadde da cavallo all'età di 19 anni e morì. E fu per lui, diciamo, il colpo di grazia, diciamo, di questa vita così travagliata. Dopo, appena venne a sapere della morte del figlio, si rinchiuse nella stanza del cembalo, del feudo di Gesualdo in cui si era ritirato. Gesualdo è anche un paese Irpino, della provincia di Avellino attualmente, in cui si ritirò per dedicarsi alla composizione musicale. Ebbene, lui si ritirò in questa stanza dove passava la maggior parte del tempo a comporre, rifiutando il cibo, e si lasciò morire. E quindi diciamo che è una colpa che lui ha lungamente espiato in vita e anche dopo la morte, perché comunque il personaggio è stato colpito da oblio, dall'oblio che si riserva ai criminali che si macchiano di colpe gravi come questo. Però allo stesso tempo, a distanza di tutti questi secoli, ascoltando la sua musica piena di contrizione, perché anche l'esercizio artistico che lui ha condotto per una vita intera sembra... ora, non voglio far irritare nessun musicologo eventualmente o esperto di musica, eventualmente all'ascolto, ma sembra che tutta la sua vicenda artistica sia un lunghissimo processo di espiazione di queste colpe di cui si è macchiato e di questo suo senso di inadeguatezza allo stare al mondo, che ha trovato in questo assassinio uno dei suoi vertici di ribellione, per quanto violenta, cruenta e insensata. E alla fine il sentimento che prevale a distanza di tutto questo tempo è la pietà per questa vicenda umana e artistica insieme. Ragion per cui, lavata e mondata da tutta questa pietà, questa vicenda arriva a noi in tutta la sua forza e bellezza profondamente umana, per quanto drammatica, per quanto stiamo parlando di un assassino, un uxoricida, un femminicida, diremo oggi. In questo spettacolo vediamo in scena un solo attore, Marcello Prayer, vediamo una sedia che lo accompagna, un tappeto sonoro musicale con il quale interagisce, e quindi degli elementi, se vogliamo, essenziali, mentre gli spettatori più giovani sono abituati a spettacoli spesso spinti all'eccesso di stimoli. Come si possono incontrare queste due realtà? Ma la sfida nel pensare e poi nel realizzare questo spettacolo è stata anche questa, è stata quella di provare a far... Parlavamo di un musicista, di un uomo che risolveva in un ambiente acustico tutto il suo genio e tutto il suo estro creativo. E perciò abbiamo voluto fare un po' lo stesso, decidendo di avere una scena che fosse innanzitutto sonora. E per fare questo ci siamo resi conto molto presto che bisognava liberare l'occhio, liberare gli spettatori da una stimolazione visiva che non fosse assolutamente necessaria. E quando insomma si passa al setaccio della necessità, poi i frutti del nostro desiderio ci rendiamo conto spesso, no? Che spesso desideriamo cose che sono inutili o futili. E in questo caso ci interessava davvero liberare la dimensione dell'ascolto, e per fare questo sappiamo che una delle cose migliori è chiudere gli occhi. Certo, questo spettacolo ci insegna anche quanto è il valore della storia e qual è il valore della musica attraverso la linea di un racconto e la potenza che esprime questo racconto. Ecco, invece a scuola noi vediamo come le materie storia e musica spesso sono bistrattate, forse manca
quell'aspetto narrativo che andrebbe ad aiutare poi l'insegnamento. Beh, guarda, questo è una questione sulla quale quello che mi sento di dire è che credo che più che mai che dobbiamo... Ieri sì, leggevo qualche pagina dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, dove si parlava di... dove Papa Francesco scrive di ecologia culturale. Credo che la domanda di che cosa insegniamo nelle scuole e quali sensibilità proviamo a tirare fuori nell'insegnamento, nella trasmissione, sia una domanda sempre valida. E per quello che mi riguarda, rispetto perché la parola cultura in genere adesso la citiamo da sola, ma un tempo aveva sempre, diciamo, un sostantivo declinato al genitivo dietro, cultura di qualcosa, cultura animi, cultura di qualcos'altro, ecco, coltivazione di qualcos'altro. Che cosa coltiviamo? Per quello che mi riguarda, oltre la letteratura, il teatro e la musica, rispetto alla coltivazione delle anime, delle persone, volendo rimanere in ambito laico, non ho trovato ancora nulla di meglio. E come dici tu, se cultura vuol dire coltivazione di qualcosa che è inizialmente all'esterno, però poi del quale dobbiamo nutrirci, e grazie al quale ci miglioriamo e diventiamo persone nuove. Io ti ringrazio moltissimo, Roberto, di essere stato nostro ospite, e invito chi volesse o comunque anche per curiosità a venire a assistere al tuo spettacolo, che ricordo fa parte della rassegna Arte, Teatro e Scuola, Una stanza tutta per sé. Vorrei chiudere con una piccola citazione di Gesualdo, che in un suo madrigale diceva: «S'io non miro, non moro, non mirando, non vivo». Grazie a tutti. Grazie a voi e spero venite allo spettacolo. Permettetemi lo spot pubblicitario. Ci Certo, fate tutto il felici. calendario è sul sito. Grazie a voi per questa bellissima chiacchierata. Ciao.